Il valore artistico lo si può vedere, insomma, si evince proprio da una visita a questa mostra, dottor Majeli, ma lei diceva sono cere realizzate 2 secoli fa. Che cosa rappresentavano dal punto di vista scientifico e medico per l'epoca delle realizzazioni come quelle che sono in mostra oggi a Bergamo? Qual era la loro importanza? Ma intanto la possibilità proprio di vedere come è fatto il corpo umano, fondamentalmente, perché non è che ci fossero grandi possibilità appunto di avere dei reperti. Il fatto di riprodurli attraverso una tecnica che era quella della dissezione di un cadavere, di un calco di gesso, che faceva un po' la parte negativa, insomma, e sulla base di quel calco fare delle colate di cera particolare, cera di api, cera di altri insetti, una cera cinese, quindi attraverso tutta una serie di operazioni si riusciva a ricostruire in maniera perfetta, avendola lì a disposizione, quella parte di corpo umano che serviva. Alla fine si è ricostruito tutto il corpo umano, per cui andare lì a vedere il decorso delle arterie, delle vene, dei nervi, le inserzioni dei muscoli, il decorso dei muscoli, vedere anche delle parti. A proposito dell'ostetricia, c'è una delle opere dove c'è il feto dentro l'addome materno, è una cosa dal mio punto di vista può sembrare così, però io lo trovo molto poetico, molto bello. Andare a vedere come erano fatte queste cose significava acquisire degli strumenti essenziali per poter esercitare una professione medica, non soltanto per esercitarla, ma per preparare il terreno a nuove conoscenze e prepararsi ad aiutare l'uomo nelle sue malattie, nelle sue sofferenze. C'è sì l'aspetto artistico, oggi è l'aspetto artistico magari quello che prevale, certo. Però dietro c'è tutta una storia di ricerche, di scoperte, di errori, e grazie a quegli errori altre scoperte, e se noi oggi possiamo curare tante malattie a livelli straordinari, forse lo dobbiamo anche allo straordinario impegno e la straordinaria bravura di questi nostri padri, fondamentalmente. Certo. Ribadisco, 2 secoli fa, immaginate quante rivoluzioni dal punto di vista medico, scientifico siano avvenute e avvengano di anno in anno. Immaginate che cosa significassero e rappresentassero per l'epoca, per i medici, per chi studiava e chi si voleva cimentare proprio facendone una missione della cura dell'uomo, della persona, dell'essere umano. Tenendo conto delle conoscenze di oggi, rivederle oggi, c'è una perfezione unica. Quindi non soltanto artistica, ma proprio una perfezione scientifica. Certo. Abbiamo detto, dottor Majeli, sino al prossimo 6 gennaio rimarrà allestita presso il Museo Caffi. Diciamo sulla carta sino al prossimo 6 gennaio. Ci sono delle richieste per prolungare questa presenza. Le dicevo prima, Bergamo non le sequestrerebbe e Cagliari e la Sardegna ovviamente no. Posso dire questo però, che lo sforzo che si è fatto è straordinario, perché prima di Bergamo soltanto città come Londra e Parigi con pochi pezzi hanno avuto modo di vedere queste cere. Tokyo soltanto un pezzo, così come Milano, Venezia. Bergamo ospita 7 pezzi, i più belli, i più prestigiosi, i più importanti. Quindi è un avvenimento culturale di grande valore, non soltanto nazionale, direi anche internazionale. So che anche persone non italiane si stanno avvicinando al museo per vedere queste cere. E l'importanza è dimostrata dal fatto che l'anno 21 le cere viaggeranno, pare, per Oxford. E quindi il loro cammino continua di questo percorso. E io ringrazio il dottor Gavino Majeli per essere stato con noi e averci guidato virtualmente in questa mostra, invitando naturalmente tutti voi ad andare mossi dal giusto spirito di curiosità, anche per pagine di storia della medicina e della scienza che sono assolutamente fondamentali per rendere possibile quello che oggi è possibile. Io ringrazio voi, vi ringrazio a titolo personale, a nome dei colleghi di Cagliari e del professor Riva, ma soprattutto a nome del Circolo Culturale Sardo Maria Carta, senza il quale probabilmente questa operazione non sarebbe stata possibile.
Ci auguriamo di farne altre, abbiamo altre intenzioni e altre idee, vedremo. So che Bergamo risponde, vediamo di rispondere anche noi al meglio. E noi saremo qui per parlarne con grande piacere. Grazie davvero. Grazie a voi. Tra poco incontri, voltiamo pagina.